Sarà possibile arrivare per ogni medico di base fino a 1800 pazienti. Qual è la sua reazione? Ma guardi, intanto è un buon segnale che si comincia a discutere, però nella sostanza non credo che avrà grossi effetti. I medici di medicina generale del Veneto mediamente sono ben oltre i 1400-1500 pazienti, quindi non sarà una grande sistemazione. Il problema grosso di assumere un ulteriore carico di pazienti sta quello nella dotazione di personale, di cui la stragrande maggioranza non è dotato. Quello che è stato messo in campo non è sufficiente, perché comunque c'è uno sbaglio, e soprattutto l'organizzazione che bisognerebbe curare è quelle delle zone più disperse, più rurali, le zone montane, che con 7 ore e mezzo a settimana di personale, cioè di segretarie, non cambiano, tenendo conto che per arrivare a 1800 pazienti in quelle aree bisogna coprire più comuni, perché soprattutto nell'area della montagna, cioè nell'area dolomitica, non è come essere in una città in cui i pazienti sono concentrati nei quartieri. Il problema è sempre a monte, di fatto medici non ce ne sono. Beh, questo è un problema di programmazione che noi denunciamo, e le garantisco senza esagerare, da più di 20 anni. Nei fatti, i concorsi per i medici di medicina generale sono in ritardo di 2 anni, contrariamente alle specialità. In più è stata introdotta questa anomalia delle USCA, in cui un giovane medico prende 40 euro l'ora per tamponi e vaccini, oppure tracciamenti, che è completamente diverso da quello di fare il medico di medicina generale a costi che vi posso garantire molto molto più bassi. Ecco, allora lei che tipo di proposta si sente di fare? Beh, il Veneto in tempi pre-Covid aveva iniziato un'operazione molto importante che riguardava le medicine di gruppo integrate e i vari modelli di medicina di gruppo integrate che hanno dato ottimi risultati, tant'è che è un modello in qualche modo scopiazzato dalla questione delle case di comunità del PNRR. È stato interrotto e sarebbe opportuno che si riprendesse quel discorso.